E la Biennale dell'Acquarello è sicuramente il fiore all'occhiello delle manifestazioni culturali di Albignasego. È infatti dal 1987 che questa manifestazione dà lustro a questa forma d'arte così importante e raffinata, e per quest'anno abbiamo un'edizione completamente nuova e diversa rispetto alle precedenti. Saranno infatti 80 le opere selezionate tra le oltre 240 presenti all'interno della Pinacoteca dell'Acquarello. Proposta culturale dove gli artisti sono invitati a esprimere i loro sentimenti, le loro valutazioni attraverso il colore e l'acqua, perché di acquarello si tratta, e riflettendo sul presente, sulle problematiche del presente e confrontandole e non solo con quelle della zona di Albignasego, di Padova, ma con quelle più ampie che stiamo vivendo negli anni di crisi. E gli autori poi si esprimono sia con le tecniche più diverse, sia con le figure e raffigurazioni che loro intendono meglio. Vediamo quale è nel tempo anche la crescita e lo sviluppo culturale di queste loro proposte, ed è interessante anche il confronto tra gli autori italiani e gli autori stranieri che sono sempre presenti. Tra le novità di quest'anno ci saranno dei laboratori di dimostrazione di acquerello, quindi ci sarà la possibilità di vedere da vicino come nasce un acquerello e quali sono le tecniche utilizzate. A tenerli saranno 2 artiste padovane di grande talento, una delle quali è anche di Albignasego, quindi siamo molto fieri di questa cosa e siamo sicuri che ci sarà una grande partecipazione.